Sospirolo, ad oggi chi prenderà il posto del mai dimenticato Mario De Bon, scomparso lo scorso novembre. La grande preoccupazione per il comune, uno dei due in cui si trova il lago del Mis, era il quorum previsto per i paesi con meno di 5.000 abitanti in caso di una sola lista, quel 40% che se non fosse stato raggiunto avrebbe portato al commissariamento. Ieri invece, verso le 19, aveva votato oltre il 42% dei cittadini e l'unica candidata è automaticamente diventata il nuovo sindaco del paese. Essere sindaco vuol dire avere un grande impegno, una grande responsabilità, ma anche una grandissima soddisfazione. Io arrivo da un'esperienza di 2 anni da vice sindaco con un grandissimo maestro che è stato Mario De Bon e del quale spero di portare avanti l'impegno, la volontà e soprattutto l'amore che lui ha sempre avuto per la cittadinanza. E adesso da primo cittadino quali sono i primi progetti, le cose da fare? Noi abbiamo dei progetti che derivano comunque da una continuità che noi avevamo con la lista di Mario e con i programmi di Mario. Quindi abbiamo dei progetti che abbiamo portato a termine, altri che intendiamo realizzare, non da ultimo uno dei sogni che era quello di Mario, cioè quello della realizzazione di un asilo nido a Sospirolo, ed è un progetto che intendiamo perseguire e ne intendiamo portare a termine. Ovviamente saremo molto attenti alle istanze della cittadinanza perché per la seconda volta noi abbiamo combattuto contro il quorum e non contro un avversario politico, per cui credo che la sensibilità nei confronti dei cittadini, che saranno anche la nostra minoranza, sia sicuramente un aspetto da tenere in considerazione.